Montagnana è una cittadina di circa 9.000 abitanti situata tra i colli iberici e i colli euganei. Di Montagnana già si parla nel Paleo Veneto come primo insediamento, però in età romanica era un punto di controllo sull'Adige. Difatti l'Adige passava proprio per Montagnana fino al 589 d.C. che ha avuto una grossa rotta, la famosa rotta del Cucco, il quale l'Adige si è spostato più a sud verso Badia. Di Montagnana si comincia a parlare però nel Medioevo come zona fortificata. Difatti è entrata in lotta tra il papato e i ghibellini e infatti è stata distrutta nel 1240 da Ezzelino da Romano. Però Ezzelino da Romano, dopo averla distrutta, ha capito le potenzialità di Montagnana e ha cominciato a ricostruirla con la ricostruzione del mastio dell'Ezzelino che troviamo a Porta Padova. Dopo, con la cacciata di Ezzelino da Romano, sono subentrati i Carraresi. I Carraresi hanno capito subito che bisognava rinforzare Montagnana e hanno costruito tutta questa immensa muraria. Difatti è una cinta muraria montagnana di circa 2 chilometri con 24 torri ottagonali. Si può entrare a Montagnana solo attraverso 2 castelli.
castello di Rocca degli Alberi che abbiamo qui presente, che è una forma di ingegneria medievale molto importante. Difatti ci dà l'idea di come veniva difeso un castello medievale. Cioè gli attaccanti dovevano superare 3 difese, 3 punti levatoie, 3 saracinesche per arrivare al mastio centrale dove era ubicato il signore. Montagnana nel 1405 è passata sotto la Serenissima. La Serenissima, la Repubblica Veneziana, ha arricchito Montagnana di bellissimi palazzi. Difatti all'interno abbiamo palazzi, addirittura uno, il Magnasin,
Si pensa che sia stato un dono alla moglie del Gattamelata. All'interno di Montagnana troviamo il Duomo, un Duomo che è stato costruito dal 1431 al 1510. Ci hanno avuto circa 80 anni per costruire questo Duomo, un Duomo veramente fantastico, che all'interno del quale troviamo addirittura dei dipinti o degli affreschi del Giorgione oppure della scuola del Giorgione. Troviamo anche un'importante pala del Veronese e una forma importante di pittura è la battaglia di Lepanto. All'esterno della cinta muraria abbiamo anche una villa palladiana proprio all'esterno della cinta muraria costruita verso il 1600. Questa villa è una delle poche ville dove ancora vi abita il proprietario. Allora, un consiglio come ultimo che vi posso dare è di venire a Montagnana, che a Montagnana troverete dal punto di vista culturale una cosa veramente bellissima, ma oltre alla cultura potete anche godere della nostra cucina veneta, non solo del nostro prosciutto, ma abbiamo anche degli importanti vini. Quindi ecco, troviamo enogastronomia, ma soprattutto abbiamo anche un territorio integro, abbiamo una pianura bella e abbiamo tanti posti da vedere.